Eccoci nuovamente in diretta, accanto a me Rossano Cattivello, direttore del settimanale Il Friuli. Buongiorno Rossano, ben ritrovato. Buongiorno Marta e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, parliamo di... è un anno importante per il settimanale Il Friuli perché festeggiamo 170 anni e non sono certamente pochi, ben portati, un taglio giovane. 170 anni di storia del nostro settimanale. A te, insomma... cominciare da 170 anni fa, come è nato questo giornale e chi è oggi, qual è oggi il giornale rispetto all'esordio, diciamo, alla prima stampa? Beh, tutti noi friulani dobbiamo andare fieri per il fatto che una testata sia nata così lontano nel tempo. 1848, i moti del 48 del Risorgimento infiammavano tutta l'Europa e nella profonda provincia al tempo dell'impero asburgico, il Friuli, nasceva una testata. All'inizio usciva quando poteva, anche perché le autorità non lo vedevano di buon occhio. E il primo numero uscì il 2 novembre del 1848, però noi facciamo riferimento alla data, che è il 7 gennaio del 1849, in cui divenne vero e proprio periodico. Uscivano 4 pagine, 3 volte alla settimana, e con uno spirito molto libertario, alla ricerca di un'Europa diversa e un Friuli diverso. Fu portato avanti dai direttori Giussani e Valussi per diversi anni, dopodiché la Restaurazione nuovamente bloccò la stampa. Rinacque dopo il Regno d'Italia, con l'ingresso del Friuli nel Regno d'Italia, e andò avanti come giornale popolare, di cronaca, tantissima cronaca locale. È bellissimo sfogliare questi numeri di fogli, no? Perché sono poche foto. Lenzuolate indubbie, solamente scritte senza immagini, ma con dentro anche la cronaca dei piccoli paesi di quella che allora era la provincia del Friuli, che ricomprendeva l'Udinese e il Pordenonese. Originale per tutta la fine dell'Ottocento era anche, per esempio, le pagine di pubblicità, cioè delle pagine di pubblicità con realtà nomi storici dell'imprenditoria, negozi, botteghe artigianali del nostro Friuli, che magari ancora oggi rientrano nei libri di storia perché non ci sono più, e con un linguaggio di marketing molto attuale, quindi anche quello è un aspetto originale del nostro giornale. Arriviamo alla Prima Guerra Mondiale, usciva in maniera discontinua. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale fu giornale, organo ufficiale dei popolari friulani, tant'è che finì nel mirino dei squadristi fascisti che nel 1921 distrussero la tipografia, che al tempo era in via Treppo a Udine, e andò avanti ancora la pubblicazione per alcuni anni, poi il regime soffocò qualsiasi pluralismo dell'informazione. Un lungo blackout fino al 1995. Dobbiamo aspettare il 1995 finché questa testata fu riscoperta, rilanciata, diventando un settimanale quello che è ancora oggi, ma nel corso di questi quasi 25 anni si è evoluto, sviluppato, aggiornato coi tempi, ma sempre rimanendo la voce dei friulani. Allora, questo è una storia molto affascinante perché comunque si parla di un giornalismo di quasi, insomma, 200 anni, di come andavano le cose all'epoca, della pubblicità, ci sono diversi aspetti e noi abbiamo pensato di coinvolgere proprio i lettori, le persone, insomma, che ci seguono o chiunque si trovi a passare per Udine, nella nostra città, attraverso un percorso che vedete nelle immagini di scoperta della storia di questo settimanale, no? Perché è inaugurata ieri una mostra che fino al 19 maggio sarà esposta appunto nell'ex mercato del pesce, Galleria Tina Modotti, in pieno centro città. Esatto, abbiamo cercato di raccontare, 170 anni sono tanti, Sì. È un piccolo riassunto di questa storia. Quindi dalle prime copie, dai primi numeri, che peraltro il sistema bibliotecario civico ha molto egregiamente digitalizzato nei giorni degli anni scorsi e quindi è a disposizione di tutti i lettori, anche la possibilità di sfogliare le copie ottocentesche, ma non solamente della nostra testata, ma di tutte le testate questo è un lavoro molto importante locali, di salvaguardia del patrimonio, no? E di messa a disposizione di tutti, certo. quindi non solo salvarli, ma anche renderli fruibili.
E dentro abbiamo cercato di raccontare per immagini con le copertine e con le pagine del giornale non solamente l'evoluzione del Friuli, l'evoluzione storica del Friuli attraverso gli articoli, le copertine e quant'altro, ma anche il modo di comunicare, di fare giornalismo qui nel locale. C'è un'evoluzione, nella mostra viene percorrendola in senso orario, si capisce dal 1848 a oggi come siano cambiate il modo di fare giornalismo, di fare periodico, l'evoluzione grafica, l'evoluzione nei contenuti, ma sempre con un dito puntato sull'attuale per cercare di spiegare, di informare, anche di proporre delle opinioni, perché anche questo è un ruolo dei periodici, affinché poi il lettore se ne faccia una propria. Diciamo che l'identità del Friuli rimane forte perché comunque è quella di essere legato al territorio, però abbiamo parlato di grafica e di evoluzione, abbiamo cambiato formato nel corso degli anni, siamo passati dal lenzuolo a un formato più piccolo, eccetera, un lavoro certosino, molto importante, che diciamo ovviamente coinvolge il direttore, ma è anche opera dei nostri grafici, che mi piace ricordare perché lavorano dietro le quinte, però insomma oltre al lavoro di noi giornalisti gran parte dell'opera è merito loro. Vittorio Regattin, Simone Lentini, David Fontana. Hai fatto benissimo a citare questi ottimi professionisti della nostra redazione grafica. Dietro un giornale c'è un sistema di professionisti e di redazioni molto complesso, assolutamente, perché non abbiamo solamente i grafici, abbiamo la redazione che la nostra all'interno di Media Friuli è molto articolata sotto le varie specializzazioni, con tutte le varie capacità, stabile, perché questo nel nostro settore in questo momento non è assolutamente da dare per scontato, e poi una rete di collaboratori, appassionati, sostenitori, io li chiamo anche supporter, che ieri tanti di loro hanno partecipato all'inaugurazione di questa mostra che, come hai ben detto, all'interno, nel cuore della città di Udine, vuole dare un'idea di quello che è, ho cercato di sottolinearlo ieri, un patrimonio non tanto della società editoriale, non tanto dei professionisti che lavorano, ma di tutti i friulani, di tutto il Friuli. È una testata che ha 170 anni, che è identitaria, con questo nome, con questo radicamento e con questa apertura rispetto a tutti gli spunti, alle idee che possono arrivare dal territorio, non appartiene a noi, ma appartiene a tutta la comunità friulana. Noi abbiamo l'obbligo di portarla avanti nel migliore dei modi, e lasciarla alle prossime generazioni, perché questo è un patrimonio collettivo. Questo l'ho voluto sottolineare ieri sera e cerchiamo anche di trasmetterlo attraverso questa mostra che rimane aperta per un mese, dopodiché cercheremo di renderla anche itinerante, questa è un'anticipazione che posso dare oggi, cercheremo di portarla anche in altri luoghi della nostra regione. Ovviamente c'è la mostra, ma ci sono anche degli eventi da non perdere, 4 gli appuntamenti se non ricordo male. Esatto, il primo cerchiamo innanzitutto di fare delle chiacchierate, non convegni accademici, ma chiacchierate con tematiche però molto attuali. Quella di stasera parla di no profit dalle 5:30 di questo pomeriggio. Appuntamento sempre in Galleria Tina Modotti a Udine. Prendo la nota perché sennò anch'io mi dimentico tutti i nomi. Innanzitutto interverranno Rita Nassimbeni di Liberi di Respirare, un'associazione di volontariato, sono 3 rappresentanti del no profit regionale, Alberto Antonelli di Maestrasà, di Gemona e Federica Morsanutto del CSV del Friuli Venezia Giulia e modererà, anzi io spero animerà il dibattito Carlo Baldassi, che è un consulente di management, ma soprattutto un'importante firma delle nostre rubriche. Esatto, abbiamo visto nelle immagini che Tiziano ci ha mandato in onda delle pubblicità, come ricordavi tu. Adesso c'è Euronews, la concessionaria, all'epoca non c'era Euronews, però sono davvero molto curiose anche questi spot, queste inserzioni che insomma rendono l'idea anche di come è cambiata la comunicazione anche pubblicitaria negli anni, no? O come non è cambiata, nel senso che ci sono dei parametri di comunicazione che sfogliando un nostro numero del 1800 sembrano quanto mai attuali. C'è un lavoro anche commerciale importante, tu hai citato Euronews, ringraziamo tutti i professionisti di Euronews guidati da Paolo Vidussi
anche perché nell'Ottocento come oggi la nostra testata e in generale il Media Friuli rimane sul mercato, non è sostenuto da aiuti pubblici, ma noi ogni giorno, ogni numero, ogni settimana dobbiamo riconquistare i lettori, la loro fiducia e quindi anche la capacità di attirare investimenti. Allora, trovate una pagina all'interno del settimanale Il Friuli di questa settimana scritta da Andrea Ioime sui 170 anni della mostra e vi consiglio di leggerla. E soprattutto noi vogliamo bene ai nostri lettori e per Pasqua abbiamo pensato anche oltre alle tante pubblicazioni gratuite che cerchiamo di offrire, per Pasqua abbiamo due chef importanti, conosciuti, amici nella vita, rivali ai fornelli, li vedete qua, Zoppolatti e Cortiula, e il ricettario è l'omaggio pasquale del nostro settimanale, lo dovete richiedere al vostro edicolante e lo riceverete in omaggio. È ormai una tradizione, quest'anno due protagonisti che peraltro sono frequentemente anche sulle reti televisive nazionali e anche su Telefriuli, vi ricordo il progetto Acqua in Bocca con Paolo Zoppolatti, ma grandi appassionati del territorio, del Friuli, uno carnico, uno di l'altro di Cormons, utilizzo sapiente di ingredienti del territorio, ma quello che è più importante, sai Marta che anch'io ho una piccola passione in cucina, ricette che tutti noi possiamo replicare a casa, senza utilizzo di abbattitori, azoto liquido e altre cose, sono cose semplici, facili e rapide anche da realizzare, ma sicuramente con grandissimi risultati poi per il palato. Allora, questa sera appuntamento, anzi questo pomeriggio 17:30? 17:30, Galleria Modotti, Udine. Ecco, ex Mercato del Pesce e poi fino al 19 maggio la mostra dedicata ai 170 anni del settimanale Friuli. Grazie Rossano, buona giornata, noi ci fermiamo, una piccola pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo.